Buongiorno dal telegiornale del quotidiano La Nazione Siciliana, le notizie della Sicilia in 3 minuti. Ballottaggi, affluenza in linea con il passato. I giornali, ricevuti i dati dell'affluenza, titolano crollo dei votanti. La notizia è frutto di una lettura superficiale dei dati. Già al primo turno si disse la stessa cosa e lo scostamento finale dalle precedenti elezioni fu invece davvero marginale. Il confronto adesso non va fatto con il primo turno di 2 settimane fa, bensì con il ballottaggio di 5 anni or sono. A Siracusa ha votato ieri circa il 30% dei votanti e si prevede quindi un dato finale attorno al 36% contro il 34% di 5 anni fa. A Piazza Armerina ha votato circa il 35% e si prevede quindi un dato di certo superiore al quasi 40% del 2018. Soltanto ad Acireale si verificherà un calo rispetto al ballottaggio del 2018 di circa il 10% dei votanti, probabilmente motivato dalle forti polemiche di questi giorni su uno dei 2 candidati. Ad Aci Sant'Antonio non vi è il raffronto in quanto 5 anni fa l'elezione del sindaco vi fu al primo turno. Insularità, il mistero sardo. Nella giornata di ieri è stata diffusa la notizia che i presidenti di tutte le regioni insulari avrebbero dato l'ok al presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, per chiedere all'Unione Europea l'istituzione di una task force per i diritti delle isole. E qui subentra il mistero. Tra le isole elencate vi sono la Corsica, le isole Baleari, Creta, le greche isole Ionie e Malta. Non compare la Sicilia. Sarà stata la nostra regione a non condividere la proposta o la regione Sardegna avrà dimenticato che al centro del Mediterraneo vi è una piccola isola chiamata Sicilia? Ci piacerebbe saperlo. Pensioni più basse per le donne in Sicilia. Non è certo una novità che le donne sono penalizzate nel lavoro e che troppo spesso a parità di lavoro non vi è parità di stipendio, ma lo studio fatto dal sindacato pensionati della CGIL conferma ed estende questo dato anche alle pensioni. L'importo medio di una pensione di vecchiaia per una donna siciliana si aggira intorno agli 823 euro al mese, un siciliano in media ne percepisce 1326 ed entrambi prendono meno che nel resto d'Italia, dove la pensione media di una donna è di 945 euro e per l'uomo di 1669. Non si tratta di alta velocità. Il neopresidente di Rete Ferroviaria Italiana, RFI, la società del gruppo FS che si occupa della rete ferroviaria, in un'intervista ieri sul quotidiano La Sicilia parlando della Palermo-Catania, dice testualmente: in base agli sviluppi di traffico si potrà valutare se potenziare ulteriormente le performance dell'alta velocità. Per l'ennesima volta siamo costretti a ricordare a qualcuno che quanto ai lavori sulla ferrovia Palermo-Catania non si tratta di alta velocità, ma al massimo di modernizzazione della rete. Sicilia quarta per energie rinnovabili. Nel 17° report di Lega Ambiente sullo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, la Sicilia è al 4° posto dopo la Lombardia, la Puglia e il Piemonte, con circa 208 megawatt di fotovoltaico e 113 di eolico. Se si calcolano invece i kilowattora per abitante prodotti da energie rinnovabili, la Sicilia si piazza al 14° posto su 20 regioni. Non vi è bisogno di alcun commento. Accattatevi i problemi. Sicindustria Palermo ha chiamato a raccolta i propri soci per un'iniziativa che merita di essere citata. Gli imprenditori hanno comprato all'asta, facendosene poi carico, alcuni problemi di Palermo indicati dal comune: fontane o marciapiedi da riparare, aiuole da sistemare, attività sociali da sostenere, arredi urbani o attrezzature ludiche da installare. Battitore dell'asta, la giornalista di Striscia Stefania Petix. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.